Questa è la mia azienda, noi produciamo tutti articoli per il mondo del vino, del beverage. Creazzo, provincia di Vicenza. Nel nord-est la ripresa economica è forte, ma nonostante il boom degli ordini per i prossimi mesi, l'aumento del costo delle materie prime e il caro bollette rischiano di mettere in ginocchio anche le aziende come quella di Gianluigi Fortunato, che porta avanti l'attività del papà. Per consumare meno energia ha riorganizzato i turni di lavoro. Nel reparto montaggi abbiamo concentrato l'orario di lavoro in 8 ore filate. Andiamo in un'altra azienda del Vicentino, qui si produce ceramica da esportare in tutto il mondo. Queste sono le bollette che sono arrivate 2 giorni fa, stiamo parlando del mese di dicembre, l'importo era 887,90, abbiamo fatto una proiezione per il mese di gennaio e siamo a 2.550 euro. Gli aiuti del governo, spiega, finora ci hanno dato una mano, ma ora chiediamo nuovi interventi. Con l'aumento dei costi, ci dice, dobbiamo rinunciare a molti ordini. Siamo costretti a dir di no, perché innanzitutto non abbiamo nessuna certezza di cosa costerà. Un modo per risparmiare però e per non fermare tutto, Maria Teresa lo ha trovato e insieme ad altri artigiani veneti ha aderito a un consorzio. Alleandosi tra produttori infatti si ottengono dai gestori dell'energia prezzi più bassi e contratti a più lunga scadenza. Così almeno sono riusciti ad andare avanti fino ad ora.